Ancora un interessante convegno organizzato da produttori sementi polesani, in collaborazione con EDF Men e Florimond Desprez, presso l'agriturismo Oasi Bianca di Codigoro. La campagna 2020 del frumento tenero ha evidenziato ancora una volta quanto sia importante puntare sulla genetica, sulla nutrizione per ottenere risultati qualitativi in linea con le richieste dell'industria di trasformazione. Sentiamo i protagonisti e le prospettive economiche di un mercato importantissimo per il nostro paese. È stato un incontro molto piacevole, abbiamo invitato la Florimond Desprez, che è una società che sta crescendo molto sui nostri mercati, soprattutto per quanto concerne le varietà di grano molto importanti. Abbiamo invitato la DF Man, che in questi ultimi anni si è molto concentrata sulla nutrizione liquida, che diventa sempre più importante. La produttore sementi polesani userà sempre di più questo tipo di concimazione, ma non solo. Abbiamo parlato anche di filiere importanti anche con il mulino Naldoni, ed in più abbiamo presentato dei grani che sono entrati in una filiera carta del mulino Barilla, che è una filiera molto importante e che sta avendo un risultato eccezionale sia a livello di azienda agricola, che quindi è molto richiesta, ma anche per quanto concerne il consumatore. Dobbiamo pensare che la Barilla con questa filiera praticamente garantisce una sicurezza alimentare ed inoltre va a garantire anche una sicurezza ambientale. La strategia è quella di portare sulle nostre tavole cibi sempre più salubri, però difendendo anche l'ambiente. Naldoni Alberto, amministratore delegato dei Mulini Naldoni, una realtà importante. Lei è intervenuto nel dibattito come ospite, però parlando della qualità che molto spesso arriva del grano che arriva nei vostri mulini, che non è adeguata alle esigenze di un prodotto standard importante. Ma non è adeguata semplicemente alle richieste dell'industria di trasformazione, perché a volte arrivano dei prodotti intendo grano, che sono molto diversi a livello orologico rispetto a quello che si richiedono i nostri clienti. Quindi ok filiere, ok Italia, io sono il primo a voler fare le filiere, abbiamo iniziato a fare filiere nel 2002, però dobbiamo guardare quello che i nostri agricoltori seminano, questo è molto importante. L'importanza della filiera. Penso sia molto difficile accontentare un agricoltore, però dal mio punto di vista la filiera dovrebbe accontentare tutti gli attori della filiera. Partiamo dall'agricoltore per andare al mulino, per andare all'industria di trasformazione, per arrivare alla GDO. Cioè, tutti gli attori di una filiera dovrebbero essere soddisfatti di tutto il processo. Lei ha usato il condizionale, dovrebbero. Secondo lei ci arriva? In certe filiere penso che si possono percepire delle soddisfazioni anche abbastanza importanti, in altre filiere un po' meno. Chi entra nella filiera carta del mulino è obbligato a mettere il 3% della superficie a un miscuglio di fiori che praticamente e che non si possono toccare. Lì non deve andare nessun diserbo, nessun trattamento. Alcuni prodotti chimici sono stati abbandonati da questi disciplinari. Uno per tutti il glifosate. Non possiamo usare glifosate su terreni o quantomeno vicino alle semine di grano, addirittura alle semine, non sul prodotto proprio. I neodicotinoidi sono stati vietati da questa importante filiera, e questo per le nostre aziende agricole, per i nostri consumatori è un aspetto molto importante. La qualità che è garantita dal protocollo della carta del mulino sopperisce il fatto di una minore produzione e quindi il fatto che gli agricoltori, garantendo queste caratteristiche, possono guadagnare altrettanto? Attenti, perché in questo momento, in questa fase, Barilla è anche interessata ad avere prodotti oltre che di qualità, ma anche produttivi. Un prodotto che ha qualità, però non produce, secondo i disciplinari Barilla, non sono interessanti. Quindi, finalmente Barilla va alla ricerca di prodotti di qualità, ma che producono, quindi che diano anche quantità. Ma dal punto di vista della nutrizione dei cereali, in particolare
in Italia, se guardiamo lo sviluppo che c'è stato in questi anni e i limiti che ci saranno per il futuro, dobbiamo guardare la Francia. La Francia, che utilizza grosse attrezzature, rampe da 25-30 metri, non può usare concimi solidi, perché meccanicamente è impossibile lanciare il concime solido alla distanza di 30 metri con uniformità, per cui il liquido fatto bene e serio è sicuramente un impatto di precisione della concimazione, di riduzione dell'impatto del carbon footprint sulla cultura del grano, perché qui parliamo di filiere, dobbiamo parlare di ambiente, e quando si arriva alla concimazione azotata in particolare, che nasce su base liquida e poi viene trasformata in solido, in urea da processi chimici che costano tanta energia, la concimazione liquida sarà anche un aiuto per ridurre le unità apportate e per ridurre l'impatto dell'ambiente sull'ambiente dell'azoto. Non dimentichiamo che l'urea, se l'economia non aveva crisi, era bandita in Europa dal 2022, per cui processi alternativi per ottenere e migliorare la qualità e la produzione del grano sono da ricercare in continuo, e questo del liquido è un'alternativa economica efficiente. Florimond Desprez con il dottor Azzi Massimiliano, la vostra azienda è 11ª in Italia in questo settore. Cos'ha di valore aggiunto la vostra azienda rispetto agli altri competitor? Ma diciamo che la volontà è quella di cercare di radicarsi nel territorio, pur essendo un'azienda a conduzione familiare francese, quindi la volontà è di sperimentare le linee che sono prossime al commercio 3 anni in Italia e di avvalersi della collaborazione di agricoltori, quindi tutta la parte della filiera, quindi agricoltori, mulini, riproduttori. Quindi per noi è fondamentale essere radicati sul territorio per cercare le varietà che possono essere più adatte. Ecco, voi avete partecipato alla Carta del Mulino. Quali vantaggi può dare all'agricoltore questa filiera e anche a voi come supporto tecnico? Allora, per noi è importantissimo che le varietà possano entrare nella Carta del Mulino, perché questo ovviamente ci permette una maggior fruibilità della varietà tra le aziende. Okay? Questo per noi è sicuramente un valore importante. Ciò che manca forse, permettimi di dirlo, è altre filiere che possano avvantaggiare le aziende agricole per quanto riguarda il grano tenero, perché noi abbiamo tante filiere per ciò che compete il grano duro, ma sul discorso del frumento tenero purtroppo abbiamo pochissime filiere. E la Carta del Mulino Bianco è sicuramente una possibilità per l'azienda agricola di avere una discreta redditività. Quindi... Ecco, qual è il gap tra una Francia, che in questo settore è molto all'avanguardia, e l'Italia, visto che voi siete un'azienda francese? Ma sicuramente noi puntiamo molto di più sulla qualità, rispetto ai francesi, quindi la difficoltà è riuscire a trovare dei prodotti che possono essere sì produttivi, come effettivamente sono i prodotti francesi, ma che ci possano dare anche una discreta risposta per quanto riguarda la qualità, cosa che di solito in genere in Francia non è così richiesta.